Icona, da eikon, ossia immagine. Inimmaginabile che per il senso di una parola nell'VIII secolo si sia scatenato un conflitto violento che contribuì a spaccare il mondo cristiano. Vorremmo tentare di avvicinare le immagini religiose della Chiesa ortodossa a quelle cattoliche. Le prime furono il frutto prevalente di mani religiose, le seconde, per lo più, di artisti laici. Andremo a cercarne le affinità, rispettando le peculiarità. Iniziamo in semplicità e tenerezza. Dolce e malinconico è il volto di Maria, stilisticamente bizantina, dipinta in Russia, nei pressi di Vologda, attorno al XIV secolo. Lei è vestita con il maforion, al cui bordo si aggrappa il bambino per avvicinarsi al di lei volto. Ambrogio Lorenzetti riesce ad esprimere il misterioso, intimo amore nel gesto del dono. Il Salvatore tra le potenze è in trono, circondato da figure angeliche ed agli angoli del drappo rosso dai simboli degli evangelisti. Cristo benedicente, avvolto da un manto a sua volta incluso in un nuvolo angelico che formano un ovale simile alla mandorla incorniciata dal drappo stesso. Sul trono, quasi simmetrico e sufficientemente prospettico, s'adagia un cuscino rosso che bilancia quello del Vangelo. Un'opera di straordinario fascino. Benedetto Croce scrive che è arte un insieme di immagini ed un sentimento che le anima. Nel turbinio di volti Cristo resta indifferente e con fissità ci osserva. Un pittore marchigiano, forse Francescuccio di Cecco, dipinge un Cristo nell'atto di accogliere gli uomini ignudi, senza distinzione. Escono dai sacelli, mentre il suo trono è sostenuto da arcangeli dell'Apocalisse. Elia nel deserto, con scene della sua vita. È un'opera del XVI secolo. Lo vediamo seduto su una pietra verde sferica. Il suo equilibrio non è compromesso ed osservandolo il suo manto e l'aureola sono un susseguirsi di tondi, mondi materiali, corporei, spirituali, alle soglie di una grotta nera e profonda, forse lo spazio siderale in cui si sprofonda senza il supporto della fede. Attorno a lui, disposti ad arco, pietre, un monte colorato ornato di cespugli di bacche, rifugio per uccelli ed a valle scorre un fiume. Giotto, nella cappella degli Scroveni, affrescò un passaggio difficile nella fuga in Egitto. La montagna è scoscesa, ha rari alberelli e le zampe del cavallo seguono un sentiero stretto tra la parete ed un intuibile strapiombo. Stupenda la scena del fuoco che, per quanto modesto, è gradito il sacrificio di Elia e non c'è acqua che possa spegnerlo con meraviglia di re e regine.
Nella montagna calva s'apre una fenditura capace di far precipitare il comandante, incenerito con i suoi 50 soldati inviati dal re per arrestare Elia, colpevole di aver predetto la morte di Acazia, figlio di Acab. Un'immagine di analoga potenza della fede, premiata da Dio, la si vede in Assisi, nella rinunzia ai beni da parte di Francesco, nello sconcerto e disapprovazione dei benestanti. Indubitabile il diverso talento nella costruzione prospettica degli edifici e del naturalismo dei volti e dei gesti. Tuttavia, l'ignoto pittore del nord della Russia ha saputo imprimere sulla tavola, con il contrasto dei colori, un'emozione affascinante. San Giovanni Apostolo legge il Vangelo mentre alle sue spalle vigila Sofia, la sapienza divina. Entrambi sono avvolti in manti, un vento o soffio divino che li dispiega in un florale panneggio. A Roma è San Matteo Evangelista ad essere ispirato, anzi istruito da un arcangelo avvolto da un lenzuolo con un movimento a spirale. Una natività nella tradizionale grotta con il bimbo ben fasciato. Siamo in Vologda ed è il 7 gennaio. Una giornata gelida, nonostante il bue e l'asinello. Angeli lo sorvegliano, mentre Maria accetta i doni dei re magi e Giuseppe, come sempre, un po' in disparte, osserva l'arrivo di un pastore vestito da capo a piedi di pelli, presentato, e questa è una primizia, da una balia. Giotto dispone i personaggi in modo analogo. Pietro, un po' assonnato, sotto. A destra i pastori. Maria su un tappeto con il bimbo, che la levatrice le porge e gli angeli gioiscono, annunciando. La crocifissione risponde ai canoni universali, mani e piedi trafitti, un calvario appena accennato e alle spalle le possenti mura di Gerusalemme. Solo Giovanni, l'apostolo preferito da Gesù, asciuga una lacrima. Pietro benedice, Maria con la mano mostra che la profezia si è compiuta e nel sacrificio del figlio l'uomo potrà trovare salvezza. Masaccio esalta l'umana sofferenza. Maddalena si piega disperata e persino i chiodi piangono sangue. Un dettaglio. Masaccio congiunge i piedi. L'ignoto pittore russo quasi li appoggia ad un sostegno. Entrambi commettono un errore. I romani inchiodavano i polsi. Le ossa delle mani non avrebbero retto il peso del corpo. Inoltre, più che ad una croce, appendevano, probabilmente legando i polsi, le mani a un trave, lasciando i piedi liberi per accelerare la morte per asfisia. Mathis Grünewald si avvicina ad una rappresentazione terribilmente realistica. Il pittore, noto come maestro di San Francesco, lo vediamo ai piedi del Cristo. Dipinge il corpo di Gesù in modo sovrapponibile a quello dell'icona.
La Santa Trinità, ossia l'ospitalità di Abramo e Sara, seduti accanto agli angeli, è tipicamente ortodossa. Sara regge una coppa, Abramo una ciotola con dei pani, sullo sfondo torri fantastiche e monti brulli. Sotto il tavolo un servo uccide un vitello. La Trinità più celebre è quella di Rublev. Solo i tre angeli, immersi in una luce irreale da cui emerge la porta di Gerusalemme. Le figure sono raccolte in meditazione, avvolte in panni dai colori tenui, sfumati. Tanta meraviglia non può aver eguali, ed è il sentimento che l'anima ci lasciamo emozionare.